All'Attilio De Feno di Olbia, l'ANSMES è ancora in tour per la Sardegna a presentare quel bellissimo progetto di Sardinia-Senegal, quindi Sardinia-Dakar, con Manolo Cattari che è riuscito a catalizzare l'attenzione di questi ragazzi. Bisogna parlarne perché poi alla fine loro, anche se sono distratti da mille cose, poi recepiscono il messaggio. Paolo Podighe. Come hai detto tu, noi continuiamo a peregrinare per la Sardegna per portare un messaggio positivo di inclusione, quest'anno di multietnicità, che è l'argomento dell'ANSES nazionale, e in questa occasione ci siamo gemellati con il progetto Albatros, con Manolo Cattari, con la Nuova Sardegna, per questo bellissimo docufilm che hanno realizzato tra l'isola di Cobbe e la Sardegna, l'isola dell'Asinara, e che va nei termini che noi portiamo avanti, che è quella dell'integrazione, dell'inclusione e di riuscire a essere tolleranti verso tutte le religioni e verso tutte le etnie, che è una delle cose che poi accomuna il mondo. Un segnale importantissimo e buon viaggio ancora all'ASMES, perché avremo tanto ancora da raccontare per altri progetti che sono in itinere. Sì, questo è un buon inizio del 2024, sicuramente il 2024 ci riserverà tante sorprese e noi siamo sempre a disposizione di tutto il mondo sportivo ma anche amministrativo nei vari comuni per poter dare una nuova offerta verso i giovani che ne hanno tanta necessità.